Oggi si celebra San Venceslao. Il nome Venceslao viene dal polacco e vuol dire gloria della corona. Il 28 settembre è la giornata mondiale contro la rabbia, una malattia mortale al 99% ma prevedibile al 100% se trattata subito dopo il contagio. Si tratta di un'infezione in grado di colpire praticamente tutti i mammiferi, anche se la principale causa di morti umane per rabbia è dovuta proprio all'animale amico dell'uomo per antonomasia, il cane. Quindi che fare? Qualora un utente programmi un viaggio all'estero o per lavoro, ad esempio nel caso di veterinari addetti alla cura di animali, eccetera, o per turismo, ci si deve sottoporre a vaccinazione preventiva prima della partenza. Fu al ritorno dalle sue vacanze il 28 settembre del 1928 che il biologo scozzese Alexander Fleming si accorse della mancata proliferazione dei batteri da lui coltivati per via della contaminazione di una muffa. Da quel fungo, ribattezzato Penicillium notatum, riuscì a isolare la preziosa sostanza antibiotica che noi oggi chiamiamo penicillina, destinata a salvare milioni di vite. Buona domenica ai 12, oggi il cielo è abbastanza sereno e prevede comunque una domenica abbastanza rilassata per più di un segno zodiacale. Vediamo chi sono i favoriti. Ariete, per voi è decisamente una domenica di mollezze, proprio perché vi siete messi in testa di utilizzare il vostro Nettuno ospite nei vostri gradi, quindi di farvi trasportare dalle onde dei sentimenti. Poco importa se il sole in opposizione risulta distante, un po' antipatico, oggi avete solo voglia di stare nella vostra intimità. Toro, la giornata di oggi prevede ancora quel Marte che vi fa faticare non poco, ma posto che Venere è di tutt'altro parere, riuscirete comunque a trascorrere una bellissima domenica, magari fuggendo un po' dalla famiglia che oggi potete comunque delegare a qualcun altro. Gemelli, giornata oggi veramente molto dinamica, proprio perché non vi fermate un attimo, non sembra affatto una domenica per voi, tra l'altro con una luna d'opposizione che vi costringerà appunto a tirare le somme di una serie di situazioni importanti, quindi cercate di bilanciare bene la condizione generale di ciò che state vivendo. Cancro, oggi è una giornata molto piacevole, gradevole, bella, una giornata che ha a che fare con la fuga. La quadratura con Venere vi suggerisce che è un ottimo momento per chiarire qualcosa in amore. Leone, giornata oggi ancora con una luna di trigono che vi sostiene, vi rende dinamici e con tanta voglia di ridere, passionali sicuramente, e soprattutto oggi le gioie dei figli saranno cosa assai gradita ai Leone. Vergine, giornata oggi che prevede questa quadratura con la Luna che purtroppo non crea molta armonia nei sentimenti, dovete cercare di comprendere un po' meglio le ragioni del partner. Bilancia, per voi la giornata oggi prevede comunque comunicazione, proprio perché morite dalla voglia di scambiare dei pareri con persone in cui credete molto in relazione a piccoli cambiamenti che avete fatto nella vostra vita. Per voi è importante il sostegno e l'approvazione delle persone a cui tenete. Scorpione, giornata oggi che parla di un riassestamento un po' generale di tutto e che vuole rendervi un pochino più ambiziosi per quello che riguarda le cose pratiche, il lavoro e la carriera. Qualche piccolo pensiero domenicale dedicato un po' alle ambizioni. Sagittario, giornata oggi che vede la Luna ancora correre nei vostri gradi con l'appoggio di Mercurio, vi porta delle belle notizie, ma attenzione a non innervosire il partner con i vostri capricci o esuberanze. Capricorno, per voi oggi
Venere ha in serbo delle piccole sorprese, soprattutto perché la Luna ha deciso di confondervi un po' per poi regalarvi un flusso di sentimenti molto generosi, sappiate di cogliere. Acquario, per voi la giornata è piena di amici e sorprese nuove e soprattutto perché tra gli amici qualcuno ha deciso di dichiarare i propri sentimenti nei vostri confronti. Pesci, giornata oggi con questa luna di quadratura che proprio un po' vi fa sottostare a degli impegni familiari di cui magari non avevate voglia. Però oggi avrete modo comunque di costruirvi il vostro alibi per il prossimo weekend. Era papa da appena 31 giorni, Giovanni Paolo I, quando morì il 28 settembre del 1978 all'età di 66 anni. La scomparsa di Albino Luciani, probabilmente per un infarto, fu così improvvisa da scatenare diverse ipotesi, per esempio quella di un omicidio architettato da alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, nulla che sia stato mai confermato. Ma sapete qual è l'espressione inglese per dire basta, finiamola qui? Call it a day, letteralmente tradotto con chiamarlo un giorno, quasi a riprendere il concetto della fine della giornata lavorativa. La malattia mentale per André Breton, il padre del surrealismo, altro non era che una modalità d'espressione di uno stato interiore. Breton subì l'influenza del pensiero freudiano che applicò a se stesso e ai pazienti degli ospedali psichiatrici in cui lavorò mentre studiava medicina durante la Prima Guerra Mondiale. Il primo esperimento surrealista di scrittura automatica, i campi magnetici, si produsse proprio a termine di quel periodo, cui seguì nel 1924 il Manifesto del surrealismo, dove Breton celebrerà la malattia mentale come rivelatrice della verità più profonda. Innamorato della follia, Breton per tutta la vita studiò se stesso, talvolta come paziente, talvolta come terapeuta. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere. E per oggi è tutto. Buona giornata dalla vostra Martina.